Stadio Enzo Bassi di Gliaca di Piraino, la Nebros torna finalmente a sorridere, arriva anche la prima vittoria in campionato davanti al pubblico di casa e lo fa con autorità, superando per 2-0 la Leonfortese. Partenza a razzo per la squadra di mister Palmeri che sblocca il match dopo appena 2 minuti, azione travolgente, Pontini serve un pallone d'oro allo giudice che non sbaglia e per il bomber di casa si tratta del terzo centro in campionato. Il pressing alto e l'intensità premiano la Nebros che continua ad attaccare, Pontini sfiora il raddoppio con un sinistro da fuori area mentre Bruno ci prova con un tiro cross neutralizzato dal portiere ospite. Al 30° proteste locali per un presunto tocco di mano in area leonfortese, ma l'arbitro lascia correre e le immagini gli danno ragione. Nel finale di tempo un lampo ospite con Polito, ma la conclusione termina sul fondo. Nella ripresa la leonfortese prova a reagire, Diarra su punizione chiama alla parata un attento Sendin, ma la Nebros non si limita a gestire, Pontini si costruisce una grande chance ma calcia alto, Bruno costringe il portiere alla parata e Ferré spreca da ottima posizione. Dopo un'occasione per la Leonfortese con Bellomo che non trova lo specchio, la Nebros riprende in mano il match sfiorando il 2-0 con Ferré che di testa da pochi passi sciupa malamente. L'attaccante però è freddissimo al minuto 88 e con il destro insacca il gol del definitivo 2-0. Applausi a scena aperta al Basi, la Nebros conquista i primi 3 punti della stagione, sale a quota 4 in classifica e aggancia proprio la Leonfortese, una vittoria che rilancia morale e ambizioni della squadra di Palmeri e la scalata è appena cominciata.